Intanto siamo al 26esimo e non si vede traccia di un Vicenza all'attacco in questa ripresa. Un secondo tempo per il momento francamente deludente per i biancorossi, che non riescono a prendere in mano il pallino del gioco, che resta nelle mani del Crotone. Vicenza che non riesce a trovare gli equilibri in questa gara. De Giorgio, azzeccati i cambi di Drago, perché De Giorgio e Galardo sono immediatamente entrati in partita. Adesso l'anticipo di Brighenti che suona la carica. Sbrissa, Moretti, bisogna accelerare assolutamente i ritmi. Delia, Giacomelli, Veronica di Giacomelli che manda al bar Balasa, poi Giacomelli ancora, colpo di testa di Galardo. Siamo però finalmente nella metà campo del Crotone. Cross di Laverone, termina a terra, rete! L'ha sbloccata Giacomelli! L'ha sbloccata Giacomelli! Sul cross di Laverone, Giacomelli a gonfiare la rete nell'unica occasione del secondo tempo. Cross di Laverone, secondo gol di Giacomelli in campionato. L'ha sbloccata lui e poi va a esultare sotto la tribuna. Tutta la gioia, tutta la gioia del Menti e del pubblico biancorosso per il vantaggio, con Giacomelli che si fa il segno alla croce, ringrazia il cielo. 1-0 per il Vicenza nel momento peggiore dei biancorossi. L'urlo del Menti. Ancora una volta si stanno dimostrando vincenti. 46-40, scorrono lentissimi questi ultimi secondi di gioco. 1-0, gol di Giacomelli. Il rilancio da parte di Vigorito. Petagna anticipato da Gigli. Dezzi, pallone ancora a cercare l'iniziativa di Torregrossa. Torregrossa sbaglia il passaggio perché c'è Sampirisi. Adesso bisogna tenerla, nascondere il pallone agli avversari. Ci prova Laverone, avanza Laverone, c'è da Sbrissa che avanza. Sbrissa, due biancorossi in area, dribbling di Sbrissa che termina a terra, si prende un fallo. Più importante prendersi il fallo che non crossare, perché siamo al 48esimo minuto in corso, ancora 1 minuto e 30 da giocare, ma il Vicenza in possesso palla e può battere il calcio di punizione. Punizione in favore del Vicenza. Moretti e Laverone sulla sfera. Si guadagnano secondi importanti con questa punizione causata da Sbrissa. Pronta alla battuta, Laverone lascia Moretti che va giustamente vicino alla bandierina a guadagnare secondi. Si trascina il pallone fuori, rimessa dal fondo, poco più di 30 al termine. Cordaz, 48-30. Cordaz per Dos Santos, calcia lontano per la palla della disperazione, colpo di testa ai Brighenti. Sbrissa, la gira lunga, Martella, ancora 15 secondi, Martella in avanti, avanza ancora il Crotone. Sampirisi in chiusura, lascia scorrere la sfera, cerca di accompagnarla fino in fondo, pallone che resta in campo. No, il guardalinea ha segnalato che sarà rimessa dal fondo. È scaduto il quarto di recupero, è scaduto e l'arbitro fischia. Il Vicenza batte il Crotone per 1-0, quinta vittoria consecutiva per il Vicenza, la 12ª in campionato, l'8ª tra le mura amiche
il Vicenza batte il Crotone per 1-0 e va a quota 43. Il sogno continua, Vicenza sempre più in alto. Grazie all'ascolto da Francesco Formaggio, ci risentiamo per Bologna-Vicenza. Bianco rosso è il colore